Come nasce la sua passione di scultore? Quando sono andato in pensione ho cominciato a fare qualcosa e poi mi ha appassionato sempre di più. Ho imparato da solo, per conto mio, provando, sbagliando. C'è sempre da imparare, non si è mai arrivati al massimo, diciamo. Qua gli anziani lavoravano tutti in legno per fare anche gli attrezzi. E dall'attrezzo a realizzare una figura, qual è il passaggio? Prima di tutto bisogna avere le idee un po' chiare di come farla. Dopo si passa alla sgrezzatura con la motosega magari, si toglie il più grosso e dopo si comincia a fare le forme con gli scalpelli. Certe volte si trovano dei legni con certe forme strane e si cerca di tirar fuori qualche forma conforme al legno come è fatto, perché se è dritta così è facile farla con qualsiasi legno. Quando è che lei trova il tempo per scolpire? Ha bisogno di un'ispirazione o un tempo atmosferico particolare? Di solito lo faccio quando piove, quando non posso fare altro. Allora mi chiudo qua dentro, specialmente d'inverno che si sta bene, accendo la stufa e mi metto qua a lavorare, che sono le giornate migliori quelle. Questo è un ciliegio, come aveva 2 rami, sono riuscito a fare le braccia e la testa. Era corto per fare le gambe, allora l'ho fatto fino al busto qua. E alcune sue opere sono anche finite nel sentiero del Gor. Sì, il sentiero del Gor e anche nei sentieri, nella zona dietro al Cro qua di Aviano ne ho fatta qualcuna. Hanno bisogno di manutenzione quando sono esposte? E qualche volta passo a dargli una mano di impregnante perché all'esterno così non è che durino tanto. Come si chiamano gli strumenti che utilizza? Sgubbie si chiamano. E li sceglie in base alla grandezza? Sì, dopo non ce ne sono mai abbastanza perché ce ne sono un'infinità, ma dopo ci si può adattare anche con quelli che ci sono. Lei lavorava come operaio nel settore del legno. Com'è nata la passione per la scultura? Ho trovato degli scalpelli e da lì ho provato su un pezzo di legno a fare qualcosa e poi ho continuato. A volte prendo ispirazione proprio dal legno, dalla forma dei pezzi. Fantasia, quello che mi viene, dai. Sono figure molto particolari le sue. Come nascono? Nella sua mente o fa prima un disegno? Ma qualche volta, ma il più delle volte è proprio cominciando a lavorare, comincio a scolpire e dopo comincio a vedere delle forme, e da lì vado avanti. C'è un legno che predilige da scolpire? L'olivo mi piace, poi mi sono trovato bene anche col castagno, o se no l'acero. Ci sono stati nella sua vita degli artigiani, dei falegnami che l'hanno iniziata su questa strada della scultura? O delle botteghe dove lei andava a imparare? No, ho fatto tutto da solo. Le sue sculture hanno una particolarità che sono tutte molto lisce, come mai? A me piace finirle così, forse perché dipende anche dal lavoro che facevo, che si levigava il legno e si finiva in maniera liscia, insomma, ecco. Non li vedo bene finiti a colpo di scalpello, li vedo bene lisci, levigati, finiti così, insomma. Nella mia vita ho iniziato come cameriere e ho cercato di fare la carriera alberghiera in pratica come ambizione. La passione per la scultura è nata sin da quando avevo l'età scolare, cioè all'età di 12 anni, diciamo. Io dopo scuola andavo alla falegnameria e qui andavo a aiutare a tenere i legni mentre tagliavano. A Dardano? Sì, a Dardano. E dopo, alla fine di tutti i lavori, prima di andare via tutti, pulivo le segature e mi rimaneva l'odore del legno in pratica. Il lavoro della scultura io l'ho maturato con la mia fantasia, dicevo, ma perché vorrei fare questo vedendo tutte queste belle opere che ci sono? E lavorando anche nel lavoro di Venezia,
il ristorante dove lavoravo era un ritrovo d'arte in pratica, nei periodi di biennale, e questo mondo mi piaceva. È questo che mi ha attirato nel mondo dell'arte, perché alla fine sono un autodidatta, non ho una scuola che mi ha sviluppato in questo lavoro. E allora io ho cercato di portare avanti la mia volontà. Una scultura è un po' un figlio. È più che un figlio. Una scultura, una volta finita, diventava qualcosa di incedibile. Difatti, inizialmente non ho fatto il lavoro per una situazione di lucro, di dire con questo mi guadagno da vivere, cerco di... No, io la scultura l'ho fatta per il piacere di scolpire quell'opera, la voglia di scolpirla, cioè la fantasia la maturava e io come maturavo nella fantasia di quest'opera era come fare un disegno. Ci racconta un po' quest'opera che sta lavorando adesso? Cosa racconta? Questo mi è stato regalato questo legno in figura rotonda che si vede, così era un tronco, e l'ho tenuto lì a bada per qualche tempo perché dico ma cosa devo fare là, cosa faccio là? Allora a un certo momento mi balena il discorso di fare un atleta, e l'atleta maschile non mi dice tantissimo, mentre la figura femminile mi aiuta moltissimo perché mi piace di più, perché la figura femminile si riesce a plasmare molto meglio. E così ho cercato, dico vado in cerca, e mi è piaciuto la tuffatrice perché mi piacciono come sport i tuffi. E così ho cercato di portare avanti questa figura qui, che questo è solo un supporto a questo momento, ma lei sarà libera qui, questa parte qui andrà via. Questa è la parte dell'acqua, dove che toccherà l'acqua, e questa è la pedana. Cioè lei lascia il trampolino e qui è già l'acqua che lei scende giù e la tocca. Cosa rappresenta per lei la scultura? Fare scultura, cos'è per lei? La scultura per me è stata tutto. Lei vede che io vengo da un mondo semplice. Trovare di sviluppare questo lavoro e portare alla figura che io voglio fare, per me è stata una roba impressionante, una bellezza incredibile. È stata la mia compagna di vita da 30 anni. Io scolpisco queste cose semplici, non sono stato a scuola di scultura, ma tutto è iniziato con la creazione del gruppo Larin, dei vecchi mestieri, e da piccolo vedevo sempre, quando c'era la sagra dei sesqui a Polcinigo, c'era un signore della Valcellina che veniva col suo carretto e l'asino e si metteva a fare i cucchiai. E io passavo quei 2 giorni delle ore a vedere questo anziano che creava da un pezzo di legno i cucchiai, e mi è rimasto sempre questa immagine di questo signore anziano, insomma. Lavorando in legno ti senti che porti avanti una tradizione? Ma non lo so, è la mia anima che mi dice batti questo colpo, togli questo. Ecco, è un mio rifiuto a internet, a Google, allo smartphone, a tutte le cose cattive che ci sono adesso. Un'altra tua grande passione sono i presepi, e qua dietro ne abbiamo uno scolpito nel legno. Sì, andando a Roma ho visto la Bocca della Verità e ho detto facciamo un presepio dentro nella bocca per scoprire dove c'è la verità, insomma, no?